Autonomia, giorni decisivi per Lega e Movimento 5 Stelle, dal vertice in settimana tra Conte, Salvini e Di Maio alla discussione in Parlamento, ultimatum del Carroccio ai pentastellati, il ministro Stefani dice l'autonomia unica soluzione contro gli sprechi. Bandito armato di accetta fa irruzione in un negozio di Conegliano, il titolare reagisce e viene ferito, il colpo ripreso dalle telecamere di sicurezza. L'odissea di una ragazza di Portogruaro per le violenze e vessazioni continue del fidanzato straniero. La giovane era arrivata a perdere 30 kg per la malnutrizione e a smettere di lavorare. L'uomo è stato arrestato. Tragedia familiare in provincia di Padova. Un uomo si toglie la vita al termine di un violento alterco con la moglie che era fuggita col figlio piccolo. Ucciso nel giro di una settimana da un misterioso virus, vittima un medico padovano, era arrivato in ospedale pensando di essere stato colpito dall'influenza. La storia della 21enne trevigiana Emma Della Libera è iscritta all'Università di Trento per diventare ricercatrice e studiare la malattia rara che le è stata diagnosticata quasi 10 anni fa. Al via da stasera ufficialmente con la festa sull'acqua, il Carnevale 2019 a Venezia, sorridono gli albergatori, hotel già pieni al 90%. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione veneta di Antenna 3. Partiamo dall'autonomia perché sono giorni decisivi per Lega e Movimento 5 Stelle, dal vertice previsto in settimana tra Conte, Salvini e Di Maio alla discussione in Parlamento. Il ministro Stefani afferma l'autonomia è l'unica soluzione contro gli sprechi. L'intesa firmata dal Presidente Conte, una volta firmata, sottoposta al vaglio del Parlamento, il Parlamento esprime una sorta di voto di fiducia, perché se vota a sfavore significa che non è d'accordo con quello che ha deciso di fare il Presidente del Consiglio. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro: quando si arriverà in Parlamento ciò che deciderà l'Assemblea sarà la cartina al tornasole della tenuta di tutto il governo. L'autonomia e i giorni caldi di una fibrillazione che non accenna a diminuire. Mentre il PD resta sulle barricate invocando maggiore cautela, l'asse Lega 5 Stelle si misura sui nodi da sciogliere. Perché, come ricorda la stessa Stefani, il primo atto per cristallizzare l'intesa deve essere la firma tra il Premier Conte e i governatori. E ci si arriverà soltanto dopo questa settimana cruciale, quella dell'incontro tra lo stesso Conte con Salvini e Di Maio. Obiettivo: scacciare le paure del Sud, perché il percorso dell'autonomia nasce nel solco della Costituzione e della legalità e si fonda su un meccanismo preciso. Quello che spende lo Stato lo spenderà la Regione. Quello che prima utilizzava lo Stato come denari ricavati dalle imposte le tratterrà la Regione a monte. Il meccanismo dei fabbisogni standard, io so che qua sembrano tecnicismi, i fabbisogni standard esistono nel nostro ordinamento da anni, non li ho inventati io, sono anni che si sta già lavorando sui fabbisogni standard per comuni e province, semplicemente noi diciamo li applichiamo alle regioni. Cosa vuol dire? Fabbisogni standard significa efficientamento della spesa pubblica. Partendo da un assunto storico. Noi siamo fatti di regioni. È inutile che lo neghiamo, il tentativo di dire che siamo tutti uguali è un tentativo che ha portato a creare delle grandissime disparità. In realtà l'Italia ha bisogno di questa caratterizzazione. Gli attacchi però restano. Siamo sicuri che Salvini voglia davvero l'autonomia? Commenta il senatore del PD Andrea Ferrazzi. Non è che volendo i voti del Sud in realtà sta facendo il doppio gioco e non ha alcuna intenzione di rafforzare Fontana e soprattutto Zaia, che sono gli attori del tema? Dietrologia a parte, Lega e Movimento 5 Stelle sono al momento cruciale di svolta, nel bene o nel male, con uno scenario che in caso di stop avrebbe conseguenze che vanno ben al di là della politica. Persa questa, signori, si può aprire, allora se noi non vogliamo portare al controllo della spesa pubblica sull'intero Stato, allora vuol dire che ammetteremo continuamente i disavanzi, i vuoti di bilancio, i disastri nella sanità, i commissariamenti della sanità. Così dunque il ministro Stefani, nodo fondamentale nel percorso per un Veneto autonomo sarà il voto in Parlamento che molti giudicano tutt'altro che scontato. Per questo oggi a Preganzeol nel Trevigiano abbiamo incontrato alcuni onorevoli di Camera e Senato. Sentiamo. Che fosse un percorso a ostacoli l'autonomia del Veneto era risaputo, ma forse in troppi sottovalutano quello, o meglio, quelli che rischiano essere dei veri e propri muri invalicabili, ovvero il voto dei due rami del Parlamento, perché la norma sottolinea come la bozza sull'autonomia, una volta varata dal governo per diventare legge dello Stato, dovrà ottenere la maggioranza qualificata, ovvero alla Camera il voto favorevole da almeno 316 deputati su 630 e al Senato quello da 161 senatori su 315 eletti a Palazzo Madama. Dei nostri rappresentanti a Roma però al momento i toni sembrano distesi ad iniziare dal Senato.
La maggioranza di governo voterà il reddito di cittadinanza, ma certo, perché è nel contratto di governo, e la maggioranza voterà quota 100 perché è nel contratto di governo, così come è stato per la legittima difesa, per lo scambio politico-mafioso, per il decreto dignità e così come sarà per l'autonomia. Mi aspetto che anche parte dei deputati di Forza Italia piuttosto che di altri partiti veneti o che comunque fanno parte di quelle regioni che chiederanno l'autonomia voteranno a favore. Di parere diverso chi alla Camera sta all'opposizione, ma che si è sempre espresso per il sì all'autonomia. Non mi sembra che stia andando proprio tutto bene, mi auguro che tutti i parlamentari veneti davvero in modo trasversale si mettano insieme. Infatti sarà indispensabile il consenso trasversale di tutti i veneti e non solo perché il voto dal sud è tutt'altro che scontato, anche se l'onorevole Baratto cerca di essere ottimista. Quando capiranno che è un interesse anche per loro sicuramente voteranno a favore. E sulla posizione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che più fronti definiscono contrari all'autonomia del Veneto, dal Senato il segnale lo descrive così l'onorevole Candura. Io parlo con i senatori dei 5 Stelle giù a Roma, che sono i miei colleghi, e in questo momento collaboriamo per il contratto di governo. Apriamo ora l'ampia pagina della cronaca. A Conegliano un commerciante ha reagito al bandito entrato nel suo negozio armato di accetta. Ne è nata una colluttazione nella quale il negoziante è rimasto ferito. Ore 10 del mattino di un venerdì come tanti a Conegliano, la porta d'ingresso del negozio d'elettronica Cash for Phone che si apre e il titolare Carlo Rizzotti, che in pochi attimi si trova catapultato nell'incubo di una rapina. Sono in due, giovani, e uno di loro, cappuccio in testa, in mano un'accetta e vuole i soldi. La telecamera di sicurezza immortala gli istanti di un colpo che però non va secondo i piani dei malviventi, perché il 53enne titolare non ci sta e reagisce. Ne nasce una colluttazione che prosegue in strada, una violenza nella quale la vittima del colpo rischia molto, moltissimo. Una rapina che poteva finire molto peggio rispetto a quella che è stata la realtà che ci siamo trovati a risolvere. L'intervento della volante nel costante controllo del territorio ha permesso di arrivare nell'immediatezza di una rapina che si stava consumando. Grida e urla in strada, infatti, in piena mattina non provocano soltanto paura fra i passanti, ma fanno scattare l'allerta delle volanti del commissariato di Conegliano in pattugliamento del territorio. E gli agenti mettono fine all'aggressione prima che Rizzotti, già ferito alla mano dalla lama dell'accetta, venga colpito altrove. Per il negoziante lo shock, ma anche un sospiro di sollievo. Ma quello che ancora i poliziotti non sanno è che questo è l'epilogo di una mattinata iniziata con un altro colpo. Solo un'ora prima, infatti, alle 9, il ventenne italiano pregiudicato aveva già messo a segno una prima rapina in solitaria, stavolta armato di coltello, al negozio di alimentari It's Store and Bistro di via Battisti. Mostrata la lama ai commessi impauriti, se n'era andato con alcune bottiglie di vino prima di decidere di colpire il negozio di elettronica, stavolta affiancato da un complice straniero e armato di accetta. L'intervento della volante ha poi permesso di fermare questa persona che abbiamo portato in commissariato per capirne di più, e ci siamo resi conto che l'autore della seconda rapina non era altro che l'autore anche della prima, e nel secondo episodio insieme a un complice anch'esso arrestato. 2 colpi in meno di un'ora per un soggetto giovanissimo ma già molto pericoloso. Entrambi sono soggetti che comunque sono al vaglio della posizione, la cui posizione è al vaglio della magistratura, perché uno è attualmente in attesa della convalida dell'arresto in carcere e il secondo è agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto. E ora a Mestre, perché si sono vissuti attimi di tensione questa mattina alle poste di via Orlando per una rapina, anche in questo caso il ladro preso in meno di 10 minuti dagli agenti delle volanti. Erano circa le 10 quando un ragazzo col volto travisato da una sciarpa è entrato nelle poste di via Orlando a Mestre per mettere a segno una rapina. Con sé una pistola che poi si è scoperto essere falsa, puntata contro la cassiera per farsi dare il denaro, in tutto 1.000 euro. Siamo stati attivati da una dipendente dell'ufficio postale che ha chiamato il 113 subito dopo che il rapinatore era uscito dall'ufficio postale, dopo che era entrato brandendo un'arma e puntandola prima agli astanti e poi ai dipendenti delle poste,
e raccogliendo quei pochi soldi che alla fine hanno ormai i dipendenti delle poste a disposizione nei cassetti. Dopodiché è uscito a piedi, mentre i presenti all'interno dell'ufficio postale, soprattutto gli anziani, erano sotto shock, tanto da rendere necessario l'intervento di un'ambulanza. La fuga del giovane rapinatore, un 21enne albanese in Italia da circa 2 anni, è durata però pochissimo, 9 minuti in tutto. Le scarpe rosse che indossava non sono certo state d'aiuto per lui. Nell'immediatezza siamo stati attivati e abbiamo attivato il piano antirapina. Questo comporta un controllo del territorio immediato da tutte le forze di polizia che sono appunto in quel momento in servizio, e in particolare 2 nostre volanti si sono recate, una direttamente all'ufficio postale e una come da piano controllo coordinato praticamente nelle adiacenze dell'ufficio postale stesso. E proprio questa volante ha intercettato un soggetto che, per descrizione e in particolare del colore delle scarpe piuttosto che della tipologia di abbigliamento e dell'andatura che aveva questo soggetto, è riuscito a intercettarlo. Il 21enne, fermato poco distante in via Sabbadino, non ha opposto resistenza, ma una volta portato in questura non ha proferito parola, nonostante conosca bene la lingua. E ora la tragedia familiare che si è verificata in provincia di Padova, dove un 47enne si è tolto la vita al termine di un violento alterco con la moglie, che era fuggita per paura con il figlioletto. Dramma familiare in una frazione di Borgoricco. Un uomo si è tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco al termine di un violento litigio con la moglie. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe fuggita di casa con il bimbo di 4 anni in braccio, spaventata per la violenza del compagno, rifugiandosi a casa dei vicini e chiedendo di chiamare i carabinieri. Prima dell'arrivo dei militari, uno dei vicini è entrato in casa per parlare con l'uomo, trovandolo a terra privo di vita. La donna, secondo quanto riferisce l'ANSA, era già stata vittima delle violenze del marito, ma non lo aveva mai denunciato. E dagli ultimi aggiornamenti su questo caso pare che la pistola utilizzata dall'uomo fosse detenuta regolarmente proprio dalla moglie. Ha picchiato la compagna per anni, siamo a un altro caso, sottoponendola a vessazioni di ogni tipo e a minacce che l'hanno ridotta a essere l'ombra di se stessa. È stato arrestato ieri dagli uomini del commissariato di Portogruaro. Picchiata, minacciata e mortificata psicologicamente, per anni costretta a coprire tumefazioni, a sopportare dolori fisici su tutto il corpo, violato anche a colpi di cinghiate. L'ennesima storia di violenza contro una donna oggi ci porta a Bibbiona, in un appartamento della nota località balneare, che una giovane del posto è stata sottoposta a angherie e violenze inimmaginabili, che forse da oggi potranno essere solo un ricordo, comunque difficile da rimuovere. A porre fine all'incubo della donna sono stati i poliziotti del commissariato di Portogruaro. Ieri mattina il compagno della giovane, un 24enne straniero ma residente a San Michele al Tagliamento, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato perché commesso sotto la cronica alterazione da assunzioni di stupefacenti. Nei confronti del giovane anche le accuse di minaccia aggravata e tentata estorsione. Anni di violenza, sovente manifestata sotto l'influenza di droga, hanno indotto la ragazza all'isolamento forzato dalla famiglia e a privarla di una regolare alimentazione, circostanza che l'ha vista perdere quasi 30 kg di peso. Ad assistere impotente a tali crudeltà la madre del 24enne, che viveva con la coppia e che sotto minaccia era costretta dal figlio a prelevare soldi al bancomat appena la prosecuzione della violenza nei confronti della ragazza, che a un certo punto non è stata più in grado di andare a lavorare. Violenza e minacce erano rivolte anche ai genitori della giovane, agli occhi del 24enne, colpevoli di volerle garantire l'incolumità allontanandola dal contesto familiare in cui viveva da 2 anni. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Pordenone ed è nel carcere della città friulana che l'uomo è stato rinchiuso. E ora l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Padova alla presenza della Presidente del Senato Casellati. Dal 1992 ad oggi più di 26.000 persone, quasi 1.000 l'anno, hanno subito un'illegittima restrizione della libertà personale prima di essere assolte con sentenza passata in giudicato. A Padova, per la 2 giorni di inaugurazione dell'anno giudiziario, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati cita quelli che definisce numeri pesanti, invitando ad una seria riflessione per preservare il sistema dal rischio errori. Sul tema, secondo il Presidente della Commissione Giustizia al Senato Andrea Ostellari, si inquadra anche la riforma della legittima difesa. Una riforma che
abbiamo voluto fare con convinzione per rispondere anche qui a un'esigenza sentita dai cittadini. Noi abbiamo deciso fortemente chi vogliamo difendere. Per noi sono da difendere i cittadini per bene che si difendono da aggressioni ingiuste, che non possono avere ovviamente conseguentemente un processo ingiusto, lungo e costoso. Circa il 20% dei provvedimenti in corso nei tribunali e il 40% di quelli presso le corti d'appello è a rischio della legge sui risarcimenti per i processi troppo lunghi, ha detto la Presidente Casellati, ricordando come il sistema giudiziario abbia prodotto costi enormi nei bilanci dello Stato. Secondo il vicepresidente del CSM, Davide Ermini, oggi la priorità è una forte depenalizzazione che alleggerisca procure e tribunali di un'infinità di microprocessi, permettendo di concentrarsi sui reati più gravi. Lutto a Vigo d'Arzere per l'improvvisa scomparsa del medico Salvatore Albanese, stroncato da un misterioso virus. Ucciso nel giro di una settimana da un misterioso virus, Salvatore Albanese, conosciutissimo in provincia di Padova per la sua attività di medico, fu tra l'altro tra i primi in Italia a curare l'accoglienza ai familiari dei pazienti e impegnarsi in un'organizzazione di volontariato che gestisce un network di case d'accoglienza, è scomparso dopo appena 6 giorni di malattia. Era arrivato all'ospedale di Cittadella pensando di essere vittima di un attacco influenzale. Poche ore dopo, un rapido peggioramento delle sue condizioni aveva reso necessario un trasferimento in rianimazione. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia. Il decesso potrebbe essere stato causato da un'infezione batterica particolarmente aggressiva. A Vigo d'Arzere, dove Albanese lavorava come medico di famiglia, il sindaco Adolfo Zortan sta valutando di proclamare il lutto cittadino. Ci fermiamo per qualche istante e ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'informazione regionale di Antenna 3, importante appuntamento questa mattina per le mamme No FAS. Siamo dunque nel Vicentino, hanno incontrato 2 delegate dell'Organizzazione Europea per la Sicurezza e la Cooperazione, di cui fanno parte 57 Stati. L'acqua contaminata da PFAS è arrivata al cospetto dell'OSCE, l'Organizzazione Europea per la Sicurezza e la Cooperazione. Una delegazione di mamme no FAS e dei genitori attivi ha incontrato 2 incaricate dell'organizzazione, della quale fanno parte 57 Stati, molti di più di quelli appartenenti alla Comunità Europea. Tra gli obiettivi dell'OSCE c'è il raggiungimento di alti livelli di diritti civili, sicurezza sociale e, appunto, ambientale dei cittadini. Le mamme hanno denunciato il noto caso di contaminazione di uno dei più grandi bacini acquiferi d'Europa, ritenuta una privazione del diritto di accesso a un'acqua potabile, pulita e di qualità, sancito dall'ONU nel luglio 2010. Alle funzionarie OSCE Marine Constant e Dilnova Satarova i genitori hanno inoltre riferito le difficoltà incontrate nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Hanno voluto approfondire in particolar modo il rapporto, come si sono svolti i nostri rapporti in relazione alle risposte istituzionali, cioè quali difficoltà noi abbiamo avuto per ottenere anche determinati documenti pubblici. Dopo l'incontro le funzionarie presenteranno una relazione segreta per il governo italiano e una pubblica. L'inquinamento dell'acqua da PFAS ha messo in grave pregiudizio la salute e quindi la sicurezza di 800.000 persone in 3 province del Veneto, Vicenza, Verona e Padova. Questa nostra vicenda dell'inquinamento da PFAS è effettivamente una vicenda che è oggetto di studio, diciamo, perché è nata e sorta soprattutto per una minimizzazione dell'inquinamento, una minimizzazione del problema PFAS. In realtà il problema PFAS è emerso in tutta la sua potenza nel momento in cui si è scoperto la contaminazione del sangue dei cittadini e soprattutto dei nostri figli. E ora la storia di Emma, 21enne della provincia di Treviso, che studia all'università per combattere la propria malattia. Sono 11 famiglie di proteine che legano i filamenti d'actina. Sì, bellissimo. C'è uno schemino che proprio... La passione di Emma per la scienza e la biologia è così forte che i suoi occhi si accendono quando ci illustra lo schema molecolare di una proteina. È bellissimo, dice. Emma della Libera ha 21 anni e da quando ne aveva 12 deve fare i conti con l'atassia di Friedreich, malattia genetica rara che colpisce circa una persona ogni 25.000.
Chi ne è affetto perde progressivamente la capacità di coordinamento muscolare e di conseguenza le facoltà motorie come camminare, muovere le mani, parlare. Dalla ricerca scientifica arrivano segnali incoraggianti, ma la strada da fare è ancora molta, ed è così che Emma 2 anni fa ha deciso di iscriversi all'Università di Trento, scegliendo proprio il corso di Scienze e Tecnologie Biomolecolari. C'è sempre stata una grande passione sin da quando ero piccolissima nel capire cosa c'è dentro di noi, come funzioniamo, e oltre alla passione io mi trovavo con un problema di quello che si studia oggi in genetica, biologia molecolare, e quindi ho detto chi può farlo se non io. Emma è l'incarnazione del detto studiare per costruirsi un futuro, e la sua determinazione è grande almeno quanto il suo sogno. Il mio sogno è quello di riuscire a trovare delle terapie che non dico guariscano, ma che diano delle aspettative di vita e rallentino la progressione, che lasciano più tempo. Oggi è a casa con i genitori per il weekend, ma il resto della settimana lo passa a Trento, dove va a lezioni in aule che si trovano a pochi metri dai laboratori del Cibio, il centro di biologia integrata dell'università, all'avanguardia mondiale nella ricerca sul correttore genomico, una sorta di bisturi molecolare in grado di dettagliare i pezzi di DNA responsabili delle malattie genetiche, centro che ha messo nel mirino delle proprie ricerche proprio la tassia di Frederick. Ora si tratta di fare un grande salto, uno studio effettivamente innovativo di correttore genomico, chissà che la fortuna e la scienza ci siano vicine. E chissà che in quel laboratorio, carico di speranze e aspettative, non possa mettere piede in futuro come ricercatrice oltre che paziente la stessa Emma. Tutto può succedere, tutto può cambiare. Già alcune università mi hanno sbarrato proprio le porte, mi hanno detto ma cosa vai a fare? Ma vai a fare qualunque altra cosa, vai a fare letteratura, vai a fare filosofia, psicologia, ma cosa ti incasini qua? E invece sono qui al secondo anno e sta andando anche molto bene e non mi voglio fermare. È molto dura, sono anche stanca perché a volte sono 9 ore, lezione al mattino, laboratorio il pomeriggio, ma sono molto contenta. Una notizia battuta da poco dall'agenzia: un tifoso foggiano è rimasto ferito oggi poco prima del fischio d'inizio della partita Foggia-Padova all'Euganeo. Avvicinandosi al campo da gioco, 4 tifosi foggiani sarebbero stati circondati e aggrediti da ultras del Padova. Il 22enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. La Digos sta esaminando le immagini di videosorveglianza esterne. Cambiamo decisamente pagina col via ufficiale del Carnevale di Venezia. Tutto è pronto per l'avvio del Carnevale, quest'anno dedicato alla Luna in tutte le sue possibili declinazioni. Si parte con la festa serale sull'acqua, un doppio spettacolo in Rio di Canareggio caratterizzato da giochi di luce, musica ed effetti speciali che accompagneranno gli spettatori in un viaggio onirico e cyberpunk. Domani la seconda parte, alle 10:15 ci sarà la regata sprint delle Colombine, mentre alle 11 prenderà il via da Punta della Dogana l'attesissimo corteo Aqueo Mascherato, che percorrerà tutto il Canal Grande sino a Rio di Canareggio. All'arrivo delle imbarcazioni saranno aperti gli stand enogastronomici con specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale. Tutto mentre sono iniziate le selezioni delle 12 ragazze che parteciperanno al concorso Maria del Carnevale 2019. Queste 86 ragazze che provengono dalla città metropolitana, oltre che dal comune di Venezia, saranno scelte in base a dei criteri che non sono solo la bellezza, ma sono lo charme, la capacità di porgere, di comunicare, anche perché oltre alla vincitrice anche le altre 11 avranno il compito di essere ambasciatrici della nostra città in eventi importanti per la città stessa. Il primo appuntamento sarà il 23 febbraio, quando il corteo delle giovani selezionate partirà da San Pietro di Castello e arriverà sul palco di Piazza San Marco, dove ci sarà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale. Nei giorni successivi ci sarà la proclamazione della Maria.
Per garantire viabilità e sicurezza, l'amministrazione ha stabilito un piano dettagliato. L'Ista di Spagna sarà transennata per separare i flussi nelle due direzioni di marcia ed evitare i blocchi e le difficoltà verificatesi l'anno scorso. Saranno differenziati gli accessi dal Ponte Solesine da San Geremia per quanti arrivano dalla ferrovia e da Piazzale Roma, oppure attraverso il ghetto per chi viene da Rialto. I dati che arrivano dall'Associazione Veneziana degli Albergatori dicono che già questo fine settimana si registrano presenze superiori al previsto. Questo ci fa pensare, commenta il direttore dell'AVA Claudio Scarpa, che per i prossimi weekend di Carnevale dovremo essere vicini al tutto esaurito. È tutto per questa sera, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo, prosegue un tempo asciutto e stabile. Nel dettaglio sul Veneto, al mattino avremo nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure, spesso fitte e persistenti durante l'arco della giornata. Sarà più soleggiata sui restanti settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 4 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà più soleggiato sui rilievi alpini. Sulle pianure e sulle coste invece il cielo risulterà più nuvoloso e anche coperto. Non sono però attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra gli 1 e 2 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Temperature minime comprese tra i -2 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.